Rese note le motivazioni dell'ordinanza del giudice del riesame che revoca la misura interdittiva nei confronti di Giovanni Giannakopoulos. Non ci furono minacce nei confronti dell'U7 e del suo direttore generale né diffamazione da parte di TG Media Nord-Est. I servizi sul DG Bramezza e sull'U7 sono corretti e le 3 domande sono opportune, lo sancisce il riesame di Venezia. Nessuna emozione mentre i carabinieri le comunicavano lo stato di fermo per l'omicidio della madre e il tentato delitto del padre. Diletta Miatello è stata trasferita in carcere a Verona. La 51enne ex vigilessa ieri mattina non aveva aperto la porta alla badante. Con i genitori le liti erano frequenti, il movente dell'aggressione per motivi di denaro. Anche Venezia, in linea con le direttive nazionali, ripristina il punto tampone obbligatorio per i voli in arrivo dalla Cina. A preoccupare le nuove varianti Covid. Anche il prossimo anno gli artigiani veneti si muoveranno verso un'economia di emergenza. Secondo la CNA regionale, per mantenere in piedi le aziende sarà determinante la capacità di adattamento degli imprenditori. Il patriarca di Venezia, Francesco, ha invitato i fedeli della diocesi a pregare per il Papa emerito, le cui condizioni si sono aggravate. Chiediamo alla Vergine Santissima che lo sostenga nelle sue sofferenze. Edizione regionale dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito questa sera in rialto una notizia che ci riguarda da vicino. Sono state infatti rese note le motivazioni dell'ordinanza del giudice del riesame che revoca la misura interdittiva nei confronti di Giovanni Giannakopoulos. Non ci furono quindi minacce nei confronti dell'U7, del suo direttore generale Carlo Bramezza, né diffamazione da parte dei TG Media Nord-Est. Non emerge in alcun modo una qualche forma di minaccia né diretta né indiretta nei confronti del Bramezza per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio o ad omettere o ritardare atti. È perentorio netto il collegio giudicante della sezione del riesame del Tribunale di Venezia nel motivare la revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare l'attività d'impresa a carico di Giovanni Giannakopoulos, applicata dal GIP di Vicenza l'11 ottobre scorso e rimossa già a fine novembre. Il giudice del riesame, con apposita ordinanza, entra nel merito della vicenda che tanto clamore ha suscitato, accogliendo in toto l'impostazione della difesa rappresentata dall'avvocato Maurizio Paniz. Le accuse mosse a Giovanni Giannakopoulos vengono smontate una a una. Innanzitutto, non si è riscontrato alcun nesso di causa-effetto, nemmeno temporale, tra i servizi mandati in onda, critici nei confronti della gestione dell'ULSS 7 Pedemontana, ed eventuali atti presi o omessi da Bramezza. Insomma, nessuna pressione indebita. Non solo, gli stessi servizi, evidenzia il giudice, non hanno rivestito carattere diffamatorio, erano basati sui fatti e avevano un innegabile interesse pubblico. Il giudice riporta la questione della guida delle automediche da parte di personale infermieristico, problema diffuso a livello nazionale, la gestione del punto tamponi di Bassano e la chiusura del reparto di senologia. Temi, questi ultimi, definiti addirittura di massimo interesse per l'opinione pubblica locale. Così come non è priva di interesse pubblico la situazione personale di sovraindebitamento avviata in tribunale a Treviso del direttore Carlo Bramezza e maturata nel corso di precedenti attività lavorative. Se per un comune cittadino, dice il giudice del riesame, si tratta di un fatto privato, così non può essere per un dirigente pubblico, le cui attività hanno un impatto rilevante sulla finanza pubblica. È lo stesso giudice poi a ricordare alcuni fatti incontrovertibili. Il primo, quando a fine 2021 la troupe di Rete Veneta fu esclusa e allontanata da una conferenza stampa dell'ULSS 7, il secondo un incontro del precedente agosto richiesto dal segretario di Bramezza Marco Volpato allo stesso Giovanni Giannakopoulos per sollecitare, si legge testualmente nella pronuncia, una stampa più accondiscendente. È proprio l'importanza fondamentale che la libertà di stampa e di critica giornalistica rivestono in una società democratica viene costantemente sottolineata dal giudice veneziano che cita la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo quando afferma che la stampa è il modo migliore per conoscere e giudicare gli atteggiamenti dei dirigenti. In tutte le suddette vicende, scrive il Tribunale del riesame, non viene mai contestato alle emittenti televisive di aver raccontato fatti non corrispondenti al vero o di aver utilizzato espressioni
espressioni o toni sproporzionati. Non a caso si legge sempre nell'ordinanza: il procedimento non ha tratto origine da una denuncia o segnalazione di Bramezza. Dalla pronuncia del riesame quindi si evince come non ci sia nessun caso Giovanni Giannakopoulos né alcun sistema di potere, come la stessa redazione giornalistica abbia sempre agito nel rispetto dei valori fondanti la professione, perché i fatti, aggiungiamo, sono sempre ostinati. Lo avete sentito, quindi non c'è stata diffamazione dei servizi di Rete Veneta sul 7 sulla gestione Bramezza. Lo conferma il Tribunale del Riesame, che sul buco da 11 milioni di euro del DG dice anche non è un fatto privato. I servizi televisivi critici sulla gestione Bramezza non sono diffamatori. È scritto nero su bianco nell'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, che smonta mattone per mattone l'impianto costruito sulla vicenda dell'ULSS 7 Pedemontana e del suo DG Carlo Bramezza. Da qui si dispiega la demolizione sistematica del castello accusatorio, del quale vengono sbriciolati anche quelli che venivano considerati piloni portanti dell'indagine, ovvero gli infermieri alla guida delle automediche, tema che ha suscitato polemiche anche a livello nazionale, oppure la gestione del punto tamponi in piena ondata pandemica, sulla quale il Tribunale dice pare francamente questione di massimo interesse per l'opinione pubblica locale. E sull'opportunità di portare all'attenzione del pubblico il caso della senologia del San Bassiano, falciata e trasferita a Sant'Orso in barba alle schede ospedaliere regionali, i giudici sottolineano che nemmeno serve scrivere troppe righe. Insomma, è del tutto evidente anche per il Tribunale di Venezia l'interesse pubblico delle notizie per la popolazione del territorio dell'ULSS 7 Pedemontana. Per di più, in un ambito, quello della libertà di stampa, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Libertà che invece è stata lesa in occasione della clamorosa esclusione di una troupe di Rete Veneta da una conferenza stampa convocata proprio da Bramezza nella sede dell'azienda sanitaria nel dicembre del 2021. Su questo episodio l'ordinanza è lapidaria. Non può tacersi, sentenziano i giudici. Ma c'è di più. Il provvedimento si concentra infatti sulla questione del buco da 11 milioni di euro cui è chiamato a rispondere lo stesso Bramezza. Alle 3 domande poste nei TG di Rete Veneta sull'opportunità che a una persona che si trova in questa situazione venga affidata alla gestione di un'azienda sanitaria, non aveva mai risposto nessuno, pur avendo sempre lasciato aperti i nostri microfoni per tutti. Al massimo si era parlato di questioni personali. Ebbene, l'ordinanza recita testualmente che la vicenda non è priva di interesse pubblico. Sentite cosa riporta il documento. Nel caso di un privato cittadino, la situazione debitoria e l'avvio di procedure di sovraindebitamento debbono considerarsi fatti privati. Non è così per un dirigente pubblico le cui attività hanno un impatto rilevante sulla finanza pubblica, a maggior ragione quando l'esposizione sia di rilevante ammontare. Ecco, questo è quanto. Per il Tribunale del Riesame non c'è diffamazione e sussiste l'interesse pubblico nei fatti raccontati dai tanti servizi sull'ULSS 7 e Bramezza andati in onda nei nostri telegiornali. Questo però lo sapevano già le migliaia di cittadini che hanno sottoscritto la petizione per un ULSS 7 diversa e tutte le persone che ci hanno contattato per segnalare la disorganizzazione nell'azienda sanitaria. E le 3 domande, nonostante siano rimaste senza risposta, erano più che opportune. Ma il pronunciamento del riesame apre la porta a nuove domande e interrogativi su quanto è accaduto nelle ultime settimane. Stavolta le risposte arriveranno, ci auguriamo. Passiamo ora alla cronaca e torniamo a parlare dell'omicidio di San Martino di Lupari dell'84enne Mariangela Sarto e il tentato omicidio del marito. In stato di fermo la figlia che viveva con loro, la donna è stata trasferita in carcere a Verona. Quando le hanno detto che era in stato di fermo per l'uccisione della madre e il tentato omicidio del padre, Diletta Miatello non si è scomposta, nessun segno di emozione. Durante l'interrogatorio, durato ore, non ha mai confessato il delitto. Ora la 51enne si trova nel carcere di Verona, dove è stata trasferita in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo. La mamma Mariangela Sarto, 84 anni, è stata colpita al volto e alla testa, quasi sicuramente mentre dormiva al piano superiore in camera da letto.
Il padre Giorgio è stato aggredito in salotto, anche lui ha ferite alla testa e il naso rotto. Nell'abitazione di via Galilei a San Martino di Lupari i carabinieri, che anche oggi sono tornati sulla scena del crimine, hanno trovato numerosi cocci. L'arma del delitto potrebbe essere un vaso o un utensile da cucina. L'aggressione è avvenuta quasi sicuramente nella prima mattinata di ieri. I corpi però sono stati trovati solo verso mezzogiorno dalla figlia più piccola della coppia, Chiara, che invece vive a Cittadella e che ieri era andata a far visita ai genitori scoprendo la tragedia. Oggi Chiara non parla, ma ieri appena i carabinieri sono giunti in via Galilei avrebbe subito detto: è stata mia sorella. Da quanto è emerso, infatti, Diletta ieri mattina avrebbe mandato via con una scusa la badante che ogni giorno si recava ad assistere i genitori, un pretesto per evitare il ritrovamento dei corpi. Poi ha spento il cellulare, per alcune ore è stata irreperibile. Alle 16 è stata rintracciata all'hotel Cuba Mia di Romano De Zelino nel Bassanese. Qui aveva cercato una sistemazione per la notte, era anche andata a fare la spesa. Non è chiaro quanto intendesse fermarsi e quali fossero le sue mosse. Per i carabinieri e il pubblico ministero quasi sicuramente il movente dell'omicidio della madre, del tentato omicidio del padre, è da cercarsi nel denaro, somme di soldi che spesso la 51enne chiedeva ai genitori. Dopo aver fatto la vigilessa, da molto tempo era senza un'occupazione fissa. Rimaniamo sull'omicidio di San Martino di Lupari. Ai nostri microfoni un ex collega di Diletta Miatello che ci racconta come l'ha conosciuta. Quando l'ho conosciuta si era dimostrata una persona, una ragazza dal carattere molto forte, molto decisa sicuramente come persona, sicura di sé, anche in un certo senso autoritaria. Andavamo d'accordissimo in servizio, anche fuori dal servizio, però assolutamente mai nessun segno di squilibrio, di debolezza, assolutamente. Mi ha lasciato veramente sconcertata la notizia, ecco, che ho appreso ieri. Sotto shock Massimo Munari, vice comandante della Polizia Locale Unione Mussolente Cassola ed ex collega di Diletta Miatello, la presunta assassina della madre massacrata nella sua abitazione di San Martino di Lupari mentre il padre lotta tra la vita e la morte in rianimazione all'ospedale di Padova. Un dramma che non si riesce a spiegare chi ha conosciuto la 51enne ex vigilessa e con lei dal 2001 per alcuni anni ha condiviso ore di lavoro ma anche sogni e aspirazioni. Diceva che se fossi riuscita a laurearsi aveva intenzione appunto di provare a fare i concorsi in Polizia di Stato, perché le sarebbe piaciuto intraprendere proprio la carriera come ufficiale, come commissario della Polizia di Stato. Ci teneva tanto anche al lavoro che faceva, le piaceva, lo faceva con passione e ci è anche dispiaciuto quando se n'è andata. Ecco, poi io ho perso i contatti con lei, non ci siamo più né visti né sentiti, adesso erano parecchi anni che proprio neanche più la vedevo. Quando lavoravate assieme, ha mai fatto cenno a, non so, dissapori in famiglia, con i genitori o quant'altro? Ma assolutamente, assolutamente. E quando ieri l'ho saputo mi ha raggelato il sangue, proprio mi ha fatto venire la pelle d'oca. Mai avrei pensato a un finale così. Torniamo ora a parlare di Covid. Anche Venezia è in linea con le direttive nazionali per ripristinare il punto tamponi obbligatorio per i voli in arrivo dalla Cina. A preoccupare infatti le nuove varianti. Ripristinato anche allo scalo Marco Polo di Tessera il punto tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina, così dopo l'ordinanza con cui il governo Meloni ne prevede l'obbligatorietà per tutti i passeggeri sui voli provenienti appunto dalla Cina, al fine di non vanificare i grandi sforzi raggiunti finora grazie alla campagna vaccinale che nel territorio della ULSS 3 veneziana vede più di 1,5 milioni di vaccinati contro il Covid. Noi abbiamo la possibilità di eventualmente dar modo in questo caso alla popolazione cinese che arriva o chi comunque arriva dalla Cina di poter effettuare il tampone, e adesso attendiamo di concordare con la Regione le modalità con cui farlo. Con l'obbligatorietà dei tamponi con relativo sequenziamento a tutti gli arrivi dalla Cina, da capire quali le linee guida ulteriori per chi risultasse positivo. Questo è il motivo fondamentale, perché in genere come si fa? Cioè i tamponi a chi arriva devono essere sequenziati in maniera tale da capire se stiamo parlando sempre dell'Omicron
delle varianti Omicron che sono note, o c'è qualcosa di nuovo. Questa è la sorveglianza microbiologica che viene normalmente fatta. Provvedimenti necessari per non farci trovare nuovamente impreparati come nel 2020. Perché in linea di massima è chiaro, quando arriva un positivo è sempre un positivo, però abbiamo visto che il positivo in sé, il contagio e la positività legata alle attuali varianti hanno per la base immunitaria che si è creata in questi anni e mezzo di vaccinazioni, hanno una buona tenuta sul nostro territorio. La preoccupazione è, come sempre, e i fragili che chiaramente devi tenere protetti, insomma, da questi nuovi contatti, e l'ipotesi di possibili varianti provenienti appunto in questo caso da questo paese. Lo sapete, fine anno è tempo di bilanci, oltre 10.000 incontri in Veneto, 4.600 solo nel Bellunese. È un bilancio di soddisfazione per l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Autonomia nell'ambito idroelettrico, difesa del suolo, nuova legge sulla protezione civile, poi l'ambiente con l'aggiornamento del piano regionale dei rifiuti. La partita doppia dell'assessorato regionale all'ambiente e alla protezione civile si chiude con importanti poste in attivo e c'è soddisfazione nelle parole di Giampaolo Bottaccin. Ottenere l'autonomia esattamente come il Trentino Alto Adige per quanto riguarda tutto il settore idroelettrico, direi che è una grande soddisfazione non tanto per me ma per il territorio veneto e soprattutto per il territorio bellunese. Un asset strategico, quello dell'idroelettrico e delle concessioni, con un risultato epocale, come lo definisce l'assessore Bottaccin, frutto di 13 anni di lavoro. Medesimi risultati positivi sono stati raggiunti in campo ambientale con l'aggiornamento del piano rifiuti che ha ricevuto il plauso di Legambiente. Entro il 2030 abbandono delle discariche differenziata all'84% sono obiettivo praticabile. Nessuna nuova discarica e nessun nuovo termovalorizzatore né previsioni di loro ampliamento. Linee che fanno del Veneto regione leader a livello europeo. E poi c'è stato l'impegno che non conosce sosta sulla difesa del suolo e della protezione civile. Il 2023 sarà l'anno del completamento dei cantieri VAIA, pur se alcuni interventi presentano ancora oggettive difficoltà. Penso per esempio al cantiere che riguarda i serrali di Sottoguda, dove si lavora per pochi mesi all'anno, dove le pareti della forra erano state modificate pesantemente da VAIA e dove è stato necessario un grandissimo lavoro anche molto rischioso da parte degli operatori che hanno dovuto lavorare in cordata per intervenire e mettere in sicurezza le pareti prima di poter iniziare i lavori sul fondo della forra. Tra le novità del nuovo anno l'avvio della piattaforma intelligente di monitoraggio territoriale, un unico database per interventi di mitigazione del rischio. L'assessore Bottaccin è a caccia di fondi statali per portare a casa un progetto ambizioso e esportabile. Sul fronte politico un auspicio per l'ente provincia. L'auspicio mio è che, come ha già manifestato il ministro Calderoli, si torni a una elezione diretta del Presidente della provincia e a un ente che si gestisca le funzioni che gestiva anche in passato. Le notizie ora ci portano a Vicenza. Il prefetto Pietro Signorello si prepara ad andare a Trieste. Oggi ha presieduto il suo ultimo comitato per l'ordine e sicurezza con cui sono stati pianificati i controlli delle forze dell'ordine per la fine dell'anno. A Vicenza va di scena il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Lo presiede per l'ultima volta Pietro Signorello, prefetto che si prepara ad andare a Trieste. Ma non subito. Fino ai primi di gennaio sarà lui il rappresentante del governo nella città del Palladio e l'organizzazione della macchina della sicurezza per la fine dell'anno lo riguarda direttamente. Abbiamo fatto questo comitato ordine e sicurezza pubblica perché insomma comunque sarò ancora il prefetto di Vicenza fino all'8 gennaio, quindi è bene che ci curiamo di tutto quello che insomma stiamo per avere e vedere insomma nelle serate della fine d'anno e insomma inizio di anno nuovo, quindi c'è tutto quello che stiamo preparando già da inizio del mese in termini di intensificazione dei controlli, in termini di vigilanza, insomma in termini di far trascorrere un periodo di festività il più possibile sicuro. Da lunedì 9 gennaio inizierà una nuova vita da prefetto di Trieste. Finisce così un periodo, quello trascorso a Vicenza, che tra emergenza Covid, crisi energetica e guerra in Ucraina è stato sicuramente molto intenso.
Sono, come dire, degli stress test che mettono in qualche modo alla prova il sistema, e il sistema, insomma, mi è sembrato che in qualche modo abbia dimostrato di tenere. E per quello che riguarda me, che cosa mi resta? Mi resta la meraviglia di una provincia splendida. Io l'ho detto più di una volta, mi considero assolutamente arricchito, formato, cresciuto, insomma, in questi praticamente 4 anni. Dicembre è tempo di bilanci, come dicevamo prima, ma anche di previsioni. Gli artigiani veneti anche il prossimo anno si muoveranno verso un'economia d'emergenza. Secondo la CNA regionale, infatti, sarà determinante la capacità d'adattamento degli imprenditori. Ci aspettavamo un inizio 2022 decisamente diverso, poi la situazione del conflitto ha complicato ulteriormente le cose e la crisi e la bolla energetica che si è concretizzata nel nostro territorio a questo punto ha colpito tutte le imprese e creato forte distorsione all'interno del mercato. Il 2022, visto con gli occhi della CNA del Veneto, sarà ricordato per 3 eventi economici. L'aumento dell'inflazione, trainata dal rincaro dei costi energetici superiori al 200% per l'energia elettrica e addirittura del 1000% per il gas nel periodo gennaio-ottobre 2020. Il superbonus, che in Veneto ha fruttato 40.000 interventi per oltre 4 miliardi di euro. L'arrivo delle risorse del PNRR. In Regione risultano attualmente allocati 3,9 miliardi di euro, pari al 6,2% del totale nazionale delle risorse ripartite. Adesso noi auspichiamo che il 2023 possa essere un anno di ripresa, ma sappiamo che sarà un anno ancora con tinte fosche e con una serie di incertezze. È per questo che dobbiamo aiutare i nostri imprenditori a muoversi in un'economia di resistenza e un'economia legata soprattutto alla definizione di nuovi consumi e un contrasto a un'inflazione che sta crescendo. Insomma, pur tra diversi dati positivi, come l'aumento dell'export, ad esempio, quella del 2023 si annuncia come un'economia dell'incertezza, in cui per rimanere in piedi sarà basilare la capacità d'adattamento degli imprenditori veneti. Ci spostiamo ora a Padova. Ha presentato il nuovo centro di procreazione medicalmente assistita, una struttura costata quasi 4 milioni di euro. Inaugurata la nuova struttura del centro di procreazione medicalmente assistita dell'azienda ospedaliera di Padova, hub di riferimento per tutta la regione. Rinnovati gli spazi con più di 500 metri quadri di sale operatorie, laboratori e posti letto per le degenze. Sicuramente il fatto di poter anche lavorare sulla prevenzione, sulla conoscenza, ci aiuterà a poter migliorare l'apporto e l'aiuto che siamo in grado di dare ai nostri pazienti e a migliorare anche i nostri tassi di successo. Un nuovo centro di riferimento per la cura e la tutela della salute riproduttiva. La struttura è divisa in 2 aree, una medica e una chirurgica. Presente anche un laboratorio con nuove strumentazioni e una banca criogenica. Il costo dell'opera è stato di quasi 4 milioni di euro. Il polo di Via Giustiniani sarà proprio un polo dedicato alla salute della mamma e del bambino, e quindi pian pianino, ma neanche tanto pian pianino se posso dire, lo stiamo costruendo, lo stiamo realizzando, stiamo dando appunto alla città di Padova, alla regione del Veneto, ma anche all'Italia una risposta importante da questo punto di vista. Il patriarca di Venezia, Francesco, ha invitato i fedeli della diocesi a pregare per il Papa Emerito Benedetto XVI alla luce delle notizie che riguardano l'aggravamento delle sue condizioni di salute. Chiediamo alla Vergine Santissima, ha detto Monsignor Moraglia, che lo sostenga nelle sue sofferenze. Questa era l'ultima notizia, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Lieve indebolimento dell'alta pressione, qualche fenomeno in più, ma sempre in un contesto insolitamente mite per la stagione. Il dettaglio di giovedì 29 dicembre. Sul Veneto cielo in prevalenza nuvoloso ovunque, con nubi basse, foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde, ma spesso persistenti per tutta la giornata. Nel corso del pomeriggio probabilità in aumento di qualche debole pioggia sporadica. In montagna non si esclude qualche fiocco di neve intorno ai 1200 metri sulle prealpi, intorno ai 1000 metri sulle Dolomiti.
Temperature stazionarie minime tra 2 e 7 gradi, massime invece comprese tra 5 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, tempo in genere umido con cielo coperto e con foschie sulle zone orientali e sulla costa, deboli piogge sulla fascia alpina, possibile qualche schiarita. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Le nubi tenderanno ad essere più compatte sui settori meridionali della regione, mentre altrove si alterneranno a tratti maggiormente soleggiati. Temperature minime intorno a -2-3 gradi, massime sui 6-8 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.